Vogliamo adesso rivolgerci alla parola del Signore. Stiamo meditando l'epistola ai Filippesi, abbiamo letto l'intero primo capitolo, ci stiamo avviando alla conclusione del secondo capitolo, quindi vi incoraggio ad aprire la vostra Bibbia perché mediteremo la scrittura verso per verso, brano per brano. Siamo arrivati la scorsa volta a Filippesi capitolo 2 fino al verso 18, con l'esortazione di Paolo alla santificazione. Paolo avvisa, e tra poco ne parlerà, riguardo ai falsi dottori, e dice: c'è un solo modo perché voi possiate resistere alle insidie dei falsi dottori, ed è stando uniti e rimanendo umili, perché non si può essere uniti se non si è umili. Diffusamente Paolo ne parla prendendo come esempio Gesù, dicendo: se voi non siete umili non riuscirete a essere uniti, perché se voi non stimate gli altri superiori a voi stessi, cercherete sempre di fare il vostro interesse, di promuovere i vostri programmi, le vostre idee, e questo non creerà unione ma creerà separazione. Quindi Paolo dice: abbiate Cristo come esempio di umiltà e poi siate uniti, allora sarete come astri nel mondo, dice il verso, il verso 15 del capitolo 2, sarete come astri nel mondo, in questo mondo che è storto e perverso. E così Paolo conclude la sua esortazione. Ora continuiamo la lettura leggendo dal versetto 19, perché il secondo capitolo si conclude con delle notizie che l'Apostolo dà. Questa è una lettera che lui indirizza alla chiesa di Filippi, e dà quindi anche delle notizie di carattere personale, riguardo a persone conosciute sia dall'Apostolo sia dai credenti, e così fa riguardo a Timoteo ed Epafrodito, che sono due credenti. Uno è legato ovviamente a Paolo, Timoteo è il figlio spirituale di Paolo, ed Epafrodito è un credente della chiesa di Filippi. In realtà il motivo per cui Paolo scrive questa epistola è proprio a motivo di Epafrodito e quello che gli è capitato, ma adesso lo vediamo con ordine. Leggo quindi dal versetto 19 del capitolo 2 di Filippesi. Ora spero nel Signore Gesù di mandarvi presto Timoteo, per essere io pure incoraggiato nel ricevere vostre notizie. Infatti non ho nessuno di animo pari al suo, che abbia sinceramente a cuore quello che vi concerne, poiché tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Cristo Gesù. Voi sapete che egli ha dato buona prova di sé, perché ha servito con me la causa del Vangelo come un figlio con il proprio padre. Spero dunque di mandarvelo appena avrò visto come andrà a finire la mia situazione, ma ho fiducia nel Signore di poter venire presto anche io. Ecco, Paolo introduce così la notizia che anticiperà nella sua speranza il suo ritorno a Filippi per rivedere i fratelli, con la visita di Timoteo, che manderà prima di lui, se lui verrà liberato, anche se l'Apostolo già più volte ha detto che c'è la possibilità che lui non venga liberato, anche se confida nel Signore di dover fare ancora qualcosa per le chiese. E quindi dice: spero nel Signore di potervi mandare Timoteo. Già questo ci dice che Timoteo è nei piani e in stretta collaborazione con l'Apostolo Paolo. Tanto è vero che l'Epistola ai Filippesi si apre nel saluto proprio con Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù. Ora, l'Epistola è scritta da Paolo, chiaramente, cioè sono i concetti di Paolo, probabilmente Timoteo l'ha aiutato, chissà, probabilmente, come faceva spesso Paolo, aveva dettato a Timoteo l'Epistola. Ad ogni modo, la scrittura parla ampiamente di questo personaggio, è il figlio spirituale dell'Apostolo Paolo, di madre ebrea, di padre greco, quindi il profilo perfetto per
per predicare in Europa, diciamo così. E quindi conosceva la cultura ebraica, conosceva la cultura greca, era devoto e mansueto nel seguire l'Apostolo Paolo, l'ha seguito sin dall'inizio, quindi è cresciuto con l'insegnamento, vedendo soprattutto, questo Paolo lo dirà a Timoteo stesso al termine della sua vita terrena, quando scriverà le epistole a Timoteo, ha visto la testimonianza dell'Apostolo Paolo e quindi è cresciuto e si è formato davanti a una testimonianza di fede, di perseveranza, e questo sicuramente ha temprato il carattere spirituale di Timoteo, che era presente a Filippi, è stato presente a Corinto, ha seguito Paolo a Roma, è stato incaricato da Paolo di andare avanti in Macedonia, quindi ha anticipato l'Apostolo in alcuni viaggi, poi è stato raggiunto dall'Apostolo, ha raggiunto l'Apostolo quando l'Apostolo si trovava in alcune città e Timoteo non era lì, è andato su incarico di Paolo a occuparsi di alcune faccende nelle chiese, poi si occuperà infine, sappiamo anche dalla storia, della chiesa di Efeso. Quindi Timoteo è in sintonia, in piena sintonia con l'Apostolo Paolo, e dice in particolare Paolo, dice: io ho bisogno, se non sono sicuro di venire lì da voi, ho bisogno di qualcuno che sia all'unisono con me, il cui cuore batta per l'opera di Cristo come batte il mio, i cui pensieri e la visione dell'opera del Signore siano come sono le mie. E quindi una persona ho così, ed è proprio Timoteo. Non ho nessuno di animo pari al suo, che abbia sinceramente a cuore quello che vi concerne. E lui tra poco dirà a Paolo: questo sentimento di Timoteo, così puro, così nobile, non ho nessuno che abbia sinceramente a cuore il vostro interesse, è il mio sentimento. E quindi quando mando Timoteo, vi mando una persona di cui ho piena fiducia. Dice Paolo: i miei interessi e quelli di Timoteo coincidono, i miei pensieri riguardo al servizio e quelli di Timoteo coincidono. Io ho piena fiducia che quello che vedrà lui e mi riferirà sarà esattamente con i sentimenti con cui lo vedrei io se fossi lì. E quindi decide Paolo di mandare Timoteo. Ora, la considerazione che noi possiamo fare è che abbiamo bisogno di relazioni così. Purtroppo viviamo in un tempo in cui c'è l'individualismo, c'è la pretesa che ognuno debba comunque dipendere da sé in ogni modo, quindi non ci debba essere un'interconnessione tra i servitori del Signore, e quindi ognuno deve andare secondo la propria visione e camminare personalmente. Noi abbiamo invece bisogno di coltivare ed essere noi attori in relazioni spirituali come erano quelle tra Paolo e Timoteo. Abbiamo bisogno di relazioni così. Abbiamo bisogno di persone che siano di fiducia, ma non perché abbiamo bisogno, perché non ci fidiamo, ma perché è una fiducia che nasce dall'unisono, dall'unità di intenti, dal desiderio di mettere davanti l'opera del Signore più che i propri personalismi. Paolo lo specifica questo: tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Gesù. Invece voi sapete che Timoteo ha dato una buona prova di sé, perché ha servito con me la causa del Vangelo come il figlio con il padre. E qui specifica la natura della fiducia che Paolo ha riguardo a Timoteo. Lui è come un figlio con un padre, cioè la sua relazione con me non è legata da interessi, da quello che può andare bene o può andare male, che si interromperà in qualche modo. No, perché lui è come un figlio, quindi sarà sempre figlio rispetto al padre. Quindi la relazione che ho con lui è indissolubile, non si fonda su qualcosa che
può avere di guadagno o io posso avere di guadagno rispetto a lui. È una relazione come filiale tra padre e figlio, quindi è scevra, è pura da ogni personalismo. Ora, quando Paolo dice tutti cercano i propri interessi, non sta parlando semplicemente che qualcuno ogni tanto negativizza queste parole, dice ecco ci sono sempre quelli maligni che hanno sempre il secondo fine, vogliono lucrare. Non sta dicendo soltanto quello, sta dicendo tutti cercano i loro propri interessi, che possono essere anche interessi spirituali. Possono essere anche situazioni nelle quali si desidera far vincere il proprio pensiero. Ecco, Timoteo non era così. A Timoteo non interessava andare a Filippi e dire guardate che Paolo non c'è, ora ci sono io. Non interessava nulla di tutto questo. A Timoteo interessava soltanto portare avanti gli interessi di Cristo. E quindi si metteva da parte serenamente, anche se sentiva nel suo cuore di avere un ministero. Timoteo era incaricato da Paolo di svolgere questo compito per portare delle informazioni. L'avrebbe fatto senza nessun problema, perché non erano i suoi propri interessi quelli che lo muovevano, ma erano quelli dell'apostolo, che tra l'altro aveva gli interessi del Signore. Quindi era una fiducia completa, perché sapeva che mai ci sarebbe stato un colpo di mano da parte di Timoteo, mai Timoteo avrebbe deciso di cambiare programma e dire ma Paolo mi ha mandato per questo, ma io ho la mia visione delle cose e procedo così. Paolo aveva piena fiducia che Timoteo sarebbe stato il suo portavoce, e questo ci dà un grande esempio. Se noi avessimo relazioni così, relazioni che non badano al proprio interesse, se ho voglia, se mi sento, se sono nel periodo giusto, se la tua visione coincide con la mia, ma se noi ci sottomettessimo gli uni agli altri, anche a chi ha responsabilità, per portare avanti l'opera di Cristo, con la piena fiducia che se qualcuno è in una responsabilità, ha il carico di prendere una decisione, quindi metterci del nostro potrebbe anche, ovviamente senza essere concordato, potrebbe anche danneggiare l'opera del Signore. Se noi avessimo relazioni così assecondanti gli uni verso gli altri, l'opera di Cristo ne avrebbe tutto il vantaggio, perché nascerebbe e crescerebbe la fiducia gli uni degli altri. Quindi il Signore ci aiuti a essere come Paolo e Timoteo erano l'uno verso l'altro. Quanto è bello avere piena fiducia, sapere che c'è così sintonia, c'è così condivisione della visione spirituale, che non c'è bisogno neanche di fare domande, perché quello che faccio io è quello che faresti tu, perché siamo davvero all'unisono. E quindi dice: spero di mandarvelo presto, verso 23, appena avrò visto come andrà a finire la mia situazione. Paolo è qui in attesa di sapere se lo libereranno oppure no. Poi noi sappiamo che dopo 2 anni verrà liberato da questa prigionia domiciliare. Verso 24: ma ho fiducia nel Signore, quasi come dire rafforzare quello che ha già detto più volte precedentemente. Non vi mando Timoteo e io non vengo. Sappiate che il mio desiderio di venire da voi rimane ancora lo stesso, quindi ho piena fiducia nel Signore di poter venire presto anche io. E poi parla di un secondo personaggio, anche questo è un personaggio che è di grande ispirazione per noi. Verso 25: però ho ritenuto necessario mandarvi Epafrodito. E notate cosa specifica Paolo: mio fratello, mio compagno di lavoro e di lotta, inviato a me da voi per provvedere alle mie necessità. Quindi sta dicendo Paolo, e lo sta facendo, adesso lo spieghiamo vedendo bene i versetti successivi, sta posizionando bene la figura di Epafrodito agli occhi dei filippesi.
Epafrodito ha un grande valore per me, dice Paolo. Voi l'avete inviato con uno scopo, sappiate che ha raggiunto lo scopo, anche se sta tornando indietro ed è un po' un imprevisto. Verso 26. Egli aveva un gran desiderio di vedervi tutti ed era preoccupato perché avevate saputo della sua malattia. È stato ammalato, infatti, è ben vicino alla morte, ma Dio ha avuto pietà di lui, e non soltanto di lui ma anche di me, perché io non avessi dolore su dolore. Cos'era successo? Probabilmente Epafrodito nel viaggio che gli era stato commissionato dai Filippesi si era ammalato. Epafrodito era l'inviato, addirittura proprio mandato. Il termine originale inviatomi da voi è apostolo, che sappiamo significa mandato, quindi era l'apostolo della chiesa di Filippi per aiutare Paolo. La chiesa di Filippi aveva raccolto dei beni, del denaro probabilmente, comunque degli aiuti materiali per l'apostolo, e aveva dato il tutto a Epafrodito dicendo: vai a Roma dove si trova Paolo, dagli questo dono che noi gli stiamo inviando e mettiti a sua disposizione se ha bisogno di te, se non sta bene, se ha bisogno di qualcuno che gli faccia le commissioni o un incoraggiamento anche soltanto di comunione fraterna, mettiti a disposizione dell'apostolo e digli che tutto quello che farai tu è come se tutta la Chiesa lo stesse facendo a Paolo. E quindi Paolo dice: guardate che Epafrodito è mio, è legato al mio cuore, è un mio fratello e ha lavorato con me, è stato mio compagno di lavoro. E vi aggiungo ancora una cosa, un dettaglio: è stato mio compagno di lotta. Quando c'è stato da difendere la causa del Vangelo, lui è stato con me. E quindi lo sta rendendo saldo agli occhi dei filippesi. Perché questo? Perché lui stava tornando. Dicevo, probabilmente si era ammalato. Ora non sappiamo se si era ammalato durante il viaggio, i viaggi erano lunghi a quei tempi, o se si era ammalato stando a Roma. Comunque, in un modo o nell'altro, la sua malattia si era così aggravata che era stato tra la vita e la morte. E in qualche modo questo suo essere debilitato a motivo della malattia faceva un po' fallire la sua missione, perché lui era lì per essere sano e provvedere ai bisogni dell'apostolo e non per essere un peso perché stava male. Paolo dice: guardate che quando rivedrete Epafrodito, lui rimanda Epafrodito perché non sta bene. Poi tra l'altro la notizia della sua malattia era arrivata ai filippesi, quindi si stavano anche preoccupando: morirà, non morirà, preoccupati per il loro fratello, preoccupati per la missione. Quindi Paolo decide: Epafrodito ritorna e scrivo anche una lettera ai filippesi, che è la lettera che stiamo studiando, in modo che loro sappiano, visto che la riceveranno dalle tue mani, che cosa è successo e lo sappiano da me direttamente. E quindi dicevo, Paolo sta scrivendo proprio questa nota riguardo ad Epafrodito per dire: guardate fratelli che non ha fallito la missione. Certo, non è stato a lungo come avrebbe dovuto o voi avevate pensato, perché sta male, si è debilitato e quindi è bene che ritorni, anche perché voi siete preoccupati per lui. Quindi sicuramente la sua missione ha cambiato forma rispetto a quello che voi avevate pensato, ma Dio ha il suo piano. E quando noi iniziamo a servirlo, poi lui guarda la nostra disponibilità, ma il piano è il suo, quindi lui lo modifica come decide lui. Questo è un insegnamento per noi. Tante volte abbiamo i nostri programmi. Quel che conta è che il nostro cuore appartenga al Signore. Quello che conta è che noi ci disponiamo a servire il Signore. E poi se il Signore cambia il progetto, sia fatta la volontà del Signore. Noi saremo approvati se il Signore vede in noi piena disponibilità. E quindi dice Paolo: lui è stato mio compagno, non è stato molto ma mi ha servito e ha provveduto alle cose che avreste voluto provvedere voi per me. E quindi è stato malato, sì, ve lo confermo, è stato ben vicino alla morte. Guardate che non è stata una passeggiata, non è stato pigro, non ha cercato degli appigli per sviarsi dall'incarico che gli avevate dato, anzi è arrivato a tanto così dalla morte. Dio ha avuto pietà di lui e avendo pietà di lui ha avuto pietà di me, perché io non avessi il dolore di perderlo. E quindi dice Paolo al verso 28: perciò ve l'ho mandato con grande premura,
Quindi dice il motivo per cui sta tornando così presto. Non guardatelo come uno sconfitto che ha fallito la missione. L'ho mandato con grande premura affinché vedendolo di nuovo, è una delle parole chiave della nostra epistola, vi rallegriate. Perché Paolo sta continuando a ripetere, rallegratevi nel Signore. Quindi il motivo della perdita di Epafrodito avrebbe fatto calare un po' la gioia, e quindi dice è venuto con tanta premura affinché rivedendolo voi vi rallegriate e anche io sia meno afflitto, perché vedendo voi rallegrati io sono maggiormente gioioso. E quindi dice accoglietelo quindi, verso 29, accoglietelo dunque nel Signore con ogni, di nuovo la nostra parola, gioia, e abbiate stima di uomini simili, perché è per l'opera di Cristo che egli è stato molto vicino alla morte, avendo rischiato la propria vita per supplire ai servizi che non potevate rendermi voi stessi. Quindi Paolo sta dicendo, voi l'avete mandato per uno scopo pratico, non ha predicato a Roma, non ha predicato nell'Italia romana, ha svolto un compito, l'ha svolto parzialmente perché si è ammalato, ma guardate che ha rischiato la vita perché si è messo a disposizione, non vi ha risposto quando ve l'avete chiamato, no, non ho tempo, se mi fanno fare quello che dico io ci vado a Roma, altrimenti non ci vado. No, Epafrodito è stato di pieno cuore a vostra disposizione, quindi è per l'opera di Cristo che lui è arrivato a morire, quasi a morire. È per l'opera di Cristo che ha rischiato la propria vita, per supplire i servizi che non potevate rendermi voi. E quindi anche questo suo agire è stato per l'opera del Signore, quindi voi dovete avere stima di uomini così. Dovete avere stima di quelli che si danno per il Signore senza valutare che cosa mi piace, che cosa non mi piace, che cosa mi conviene, che cosa non mi conviene. E anche se poi ci sono degli inconvenienti, Epafrodito continuava a essere preoccupato per i fratelli perché loro non si preoccupassero per lui. Abbiate stima di uomini simili. Fratelli, vogliamo essere come Epafrodito. Vogliamo essere zelanti in tutto quello che la nostra mano trova da fare. Ogni momento della nostra vita è un momento degno di essere vissuto per servire il Signore. Qualsiasi cosa siamo chiamati a fare, qualsiasi. Dio ci aiuti. Purtroppo, come dicevo prima, i troppi personalismi di questo tempo, che è comunque promosso dalla nostra società, dai valori della cultura occidentale in cui viviamo, in cui bisogna primeggiare, bisogna emergere, bisogna fare. Personaggi come Epafrodito non li vedremo mai in prima linea sulle piattaforme, sotto le luci della ribalta, non li vedremo mai. Eppure Paolo dice abbiate stima di uomini simili. Difficilmente Paolo dice nelle sue epistole abbiate stima facendo qualche nome di qualche predicatore. Quando parla di Timoteo che fu pastore, non dice non ho nessuno come lui riguardo alla predicazione, perché anche per Timoteo sta dicendo sta per fare una commissione per me, sta venendo per raccogliere notizie da riportare a me per farmi star tranquillo. E anche Epafrodito, eppure nobilita Paolo questi uomini dicendo abbiate stima di uomini simili. E io voglio essere stimato dai miei fratelli, dalle mie sorelle, perché riescono a vedere in me che amo l'opera del Signore indipendentemente da quello che sono chiamato a fare. E voglio lo stesso avere stima di tutti quelli che servono il Signore, non selezionando le cose da fare, ma facendo tutto quello che devono fare con zelo, con buoni propositi, con entusiasmo, non passivamente, ma come Epafrodito, addirittura a costo della vita. E uno avrebbe potuto dire perché è morto, se fosse morto, magari di febbre, di una febbre alta, di una polmonite. Che vita sarebbe stata quella di Epafrodito? Ha fatto un viaggio, non è arrivato neanche a destinazione, muore per un inconveniente di salute e la sua vita non ha né gloria né ricordo ai posteri. No,
Epafrodito aveva servito il Signore, si era dato per il Signore, per l'opera di Cristo, e noi vogliamo avere stima di tutti quelli che servono il Signore con questi meravigliosi sentimenti. E quindi in queste notizie pratiche che l'Apostolo dà riguardo a Timoteo e riguardo a Epafrodito, noi abbiamo dei begli esempi per noi. Così si serve il Signore, perché siamo al servizio del Maestro. Proprio ieri parlavamo degli aspetti pratici del servizio con alcuni fratelli, ma questo vale per tutti. L'opera del Signore necessita di cuori pienamente consacrati, non parzialmente, come Timoteo, come Epafrodito e come tutti quelli che ci ricorda la Scrittura. Forse non sono arrivati a noi con il loro nome personale, ma sappiamo che sono una lunga schiera di uomini, di donne di Dio che hanno servito il Signore, hanno pagato il prezzo e l'hanno fatto per l'opera di Cristo. E quindi quella di Timoteo, quella di Epafrodito, più che commissioni, diventano missioni, missioni che in qualche modo ci coinvolgono. Ogni credente ha la missione di servire il Signore con tutto quello che è necessario fare per onorare il Signore. Con questo esempio noi concludiamo questa sera e voglia il Signore esortare l'anima nostra a fare ogni cosa per amore suo e per amore dell'opera sua. Dio ci benedica, fratelli.